Oggi abbiamo davvero bisogno di inaugurare, investire e continuare a investire sulle infrastrutture per migliorare la qualità della vita. Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente dell'Anci Veneto, guarda con soddisfazione alla superstrada pedemontana e all'inaugurazione dei lotti da Bassano a Montebelluna. Un'infrastruttura strategica per il Veneto che agevolerà ovviamente la movimentazione tra la parte orientale e quella occidentale, quindi ringrazio in modo particolare la Regione Veneto, il Presidente Zaia, perché in un momento di impasse anche da parte del governo ha saputo sostituirsi per l'ennesima volta a quelle che erano delle esigenze territoriali per riuscire a completare l'opera. Fondamentale per le attività economiche, ma anche per i turisti che in Veneto, al di là dei luoghi tradizionali di villeggiatura, si spostano da una città d'arte all'altra. Pedemontana che avrà anche una ricaduta sulla viabilità locale. I sindaci, i cui comuni si trasformeranno in territori di attraversamento per raggiungere la nuova arteria, avranno ora la possibilità di verificarne l'effettivo impatto. Ovviamente ogni infrastruttura modifica quelle che sono le abitudini e i flussi di traffico nei nostri territori. Oggi l'impegno che noi come amministrazioni dobbiamo prenderci è quello di andare ad analizzare quelli che sono gli effetti e le ripercussioni nei nostri territori per poi poter adeguare quella che è la rete viaria. Però non vediamola in modo critico, ma vediamola in modo propositivo. Oggi è il momento di godere del beneficio di questa nuova infrastruttura. Da domani mattina dobbiamo sederci attorno a un tavolo per andare ad analizzare quelli che sono i punti deboli rimanenti del nostro territorio per continuare ad investire nelle infrastrutture.